Dalla sede della Protezione Civile del Veneto di Marghera per gli ultimi aggiornamenti per quanto riguarda l'epidemia da Covid-19. Anche in Veneto i contagi sono in aumento, 254 nelle ultime 24 ore, 85 casi attuali di variante Delta, perché come sapete in Veneto il virus viene sequenziato. Ma questo andamento non preoccupa, dato che il tasso di ospedalizzazione resta bassissimo. Ci sono 6 nuovi ricoveri, tra cui 3 cinquantenni non vaccinati in terapia intensiva. La fascia più colpita dal contagio ora è dai 15 ai 24 anni. Si tratta di soggetti che sono per lo più poco vaccinati, quelli che hanno più socialità e si muovono maggiormente. L'appello anche a livello nazionale è quello di capire bene questa nuova fase, va interpretata, no? Perché la grande mole di asintomatici, e quindi noi ribadiamo un concetto, che è il concetto che abbiamo ribadito, l'assessore l'ha ribadito nella conferenza degli assessori della sanità e anche noi presidenti. E a noi interessa l'ospedalizzazione, che è il vero parametro. Cioè come se noi ci preoccupassimo della diffusione dell'influenza e andassimo a cercare tutti quelli che hanno il virus e non hanno sintomi o hanno un raffreddore. Uno ti dice a un certo punto, scusa, siccome lo scenario è oggettivamente cambiato e siamo anche in presenza di vaccinazione che prima non avevamo, probabilmente qualche riflessione va fatta. Diciamo che prima partivamo a monte, adesso forse non dico di metterci a valle e aspettare quello che ha bisogno della terapia intensiva, ma a metà strada e dire cerchiamo di testare capendo che sono cambiati molti fattori. Sulla base di queste evidenze, le regioni hanno ripreso il tavolo di lavoro per la revisione dei parametri per la classificazione dei territori, che con questi numeri che sono in ascesa rischiano nuove restrizioni per un virus che provoca per lo più asintomatici. Da 21 c'è stata la proposta di ridurli a 12, questo per un discorso di semplificazione e perché si è visto che alcuni indicatori non erano molto informativi, per cui non vengono riproposti. Siamo ancora in discussione, comunque dovremmo terminare a breve e in questa valutazione degli indicatori si punta molto, come si diceva prima, sui soggetti sintomatici, quelli che principalmente vengono ricoverati in ospedale, che possono rappresentare una situazione di stress sulla tenuta del sistema sanitario, perché poi dall'esperienza maturata si è visto che questo è il fattore più importante, la capacità di un sistema sanitario regionale di reggere alla pressione determinata dai ricoveri ospedalieri, sia in area non critica sia in area critica, quindi questi sono gli elementi più importanti. Certo, la misura più idonea sarebbe la mascherina negli assembramenti. Quanto ai prossimi provvedimenti, la Regione Veneto, ha dichiarato il Presidente Luca Zaia, si allineerà alle decisioni del Ministero della Salute.